sono Ruben. Io sono Andrea. Io sono Federico. E mancano all'appello Francesco, Nicola e Diche. E noi siamo Letro Elettronico. Noi siamo un collettivo, ok? E facciamo improvvisazione, o quantomeno siamo nati con quell'intenzione di fare improvvisazione radicale. Radicale nel senso che non ci siamo mai definiti un genere, non ci siamo mai posti un obiettivo. Suoniamo per il piacere di suonare, suoniamo per il piacere di sperimentare ciò che possiamo fare con i nostri strumenti, che possiamo fare con l'interazione tra di noi. Poi che dire? Beh sì, diciamo che da questo punto di vista è una componente fondamentale quella dell'improvvisazione. Abbiamo diciamo dei riferimenti, ognuno ha i suoi riferimenti di partenza, il suo background. Per esempio appunto c'è chi viene dal progressive rock, dal dub, c'è chi viene dal metal o dal rock, c'è chi viene dal conservatorio, chi dalla musica sperimentale di ricerca, quindi ci sono varie influenze tutte mescolate insieme in questo calderone che poi diventa il progetto Retro Electronic. Coinvolgiamo anche attori a volte che recitano dei pezzi teatrali mentre suoniamo, o artisti visivi, quindi diciamo è un progetto molto ampio che coinvolge tantissime persone e di tantissime estrazioni diverse sotto quest'unico nome contenitore. Visto che non potevamo essere presenti nello stesso luogo e nello stesso momento, abbiamo deciso di fare questo esperimento per noi rispetto alla nostra normalità, diciamo, e abbiamo composto questo lavoro registrando le cose ognuno da casa sua e poi componendole, montandole in questo lavoro che è Zona Rossa. Perché facciamo musica che si può definire sperimentale e inusuale? Per quanto mi riguarda, semplicemente perché è il mezzo con il quale io personalmente riesco ad esprimermi meglio. È ciò che mi piace fare, ciò che risponde a quella che sento come urgenza artistica, no? Sì, io non sono musicista di professione e ho una formazione di autodidatta, però so che può sembrare una cosa esagerata, ma sto bene con la musica. Senza musica mi rendo conto che delle parti di me non si esprimerebbero. E quindi permette un certo tipo. Sì, certo, purtroppo non suoniamo reggaeton. Anche se si esprimerebbe una parte profonda di me che No, scherzi a parte, effettivamente anche per me è fondamentalmente un bisogno necessario, quello di esprimermi in questo modo specifico, perché fa parte appunto della mia formazione, e perché appunto è il modo che prediligo quando faccio musica. Di solito è sempre musica di ricerca, musica che ha bisogno di mettere sul piatto dei concetti intriganti, stimolanti, non solo a livello uditivo ma anche intellettuale, se vuoi, e comunque c'è anche una componente forte di punch in questa cosa, certo. Nel senso che è semplicemente bello suonare, ed è bello suonare con altre persone come loro e con queste dinamiche legate all'improvvisazione, quindi c'è un forte legame espressivo, che poi ovviamente è quello che viene anche comunicato in maniera forte. Noi siamo Letro Electronic. Se volete ascoltare il nostro lavoro e supportare la nostra musica, ci trovate su Bandcamp, che è la miglior piattaforma per supportare le realtà indipendenti musicali della zona, e ci trovate su Spotify, ci trovate su tutte le piattaforme digitali. E anche su Instagram e Facebook se volete rimanere aggiornati su tutte le news. Ciao a tutti! Ciao!